anche il piano vasca per consentire l'accesso alle formazioni della seconda serie. E dunque atleti della serie 2 che fanno il loro ingresso sul piano vasca, presentiamo queste formazioni. Corsia 2 parte lo schio nuoto, corsia 3 Città Sport Vicenza, corsia 4 Polisportiva Riccione, corsia 5 Piave Nuoto, corsia 6 Stile Libero. Intanto ancora ricordiamo che abbiamo naturalmente 2 serie per completare le staffette maschili, saranno poi 3 delle staffette femminili. Ricordo al termine le premiazioni dei 200 misti, le premiazioni di staffette, poi ricordo anche le combinate della categoria ragazzi, le migliori prestazioni categorie junior e assoluti, e il gran finale, la consegna della Coppa, la società che si aggiudica al 13° trofeo Città di Rosà Meeting di Halloween, e naturalmente le premiazioni di società. Intanto è attesa la formazione dello Stile Libero, che risultava iscritta in corsia 6 in questa serie 2. I ragazzi sono Pestrin, Vicentini, Gattagrisa, Zanchettin, ragazzi con urgenza in camera di chiamata. E siamo alla conclusione di questa seconda serie staffetta 4x50 mista maschile. Se la giudica in corsia 5 il Piave Nuoto,
con Gadiaga, Cirillo d'Avanzo e Guernier. Riccione seconda posizione 1.47.39, Città Sport Vicenza terza 1.50 e 81. Ragazzi, ancora a liberare Vasca e Piano Vasca.